In merito al tema in discussione scandisco parole molto chiare. Il Movimento 5 Stelle è da sempre favorevole a prevedere modalità di rendicontazione puntuale di ogni spesa che interessi denaro pubblico. Altrettanto chiaramente esprimiamo la nostra contrarietà alla proposta di legge oggi in esame. Il primo motivo che ci spinge a votare contro la proposta è legato al fatto che siamo convinti che il decreto legge 30 ottobre 1995 numero 451, conosciuto anche come legge Puglia, non vada solo cambiato, come proposto dai colleghi, ma superato, in quanto inadeguato ad affrontare la situazione attuale. Quel decreto era nato per rispondere a un'emergenza localizzata e temporanea, gli sbarchi di molte persone albanesi in Italia, in un contesto storico molto diverso dall'attuale. I centri disciplinati dalla legge Puglia sono infatti quelli dedicati alla prima accoglienza e specialmente all'accoglienza straordinaria. Non vogliamo continuare a lavorare nell'emergenza in condizioni straordinarie. L'accoglienza deve tornare ad essere un processo ordinario e controllato. Il secondo motivo che ci spinge a votare contro è la convinzione che discutere di questa proposta di legge, facendola passare per una legge sulla rendicontazione e sulla trasparenza delle cooperative, è a nostro avviso solo strumentale, a discredito degli enti e delle associazioni che gestiscono le strutture di accoglienza. Noi ci rifiutiamo di partecipare a questo gioco. Infine, riteniamo che il voto di questa proposta di legge nazionale da parte del Consiglio sia del tutto inutile, dato che il testo è un copia e incolla di un'altra proposta di legge già depositata in Parlamento dai colleghi del partito del consigliere Ciriani. In ogni caso, entrando nel merito del tema della rendicontazione puntuale e sgombrando il campo a quello che noi consideriamo degli attacchi strumentali, diamo atto alla proposta di legge di suggerire una soluzione, seppure a nostro avviso sbagliata, ad un problema reale. La citata norma relativa all'accoglienza presentano infatti alcune ambiguità che devono essere sanate. Il decreto legislativo 142 del 2015, all'articolo 9,2, prevede che la gestione dei centri di prima accoglienza possa essere affidato agli enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni e ad altri enti pubblici o privati, secondo la procedura di affidamento dei contratti pubblici. Fin qui tutto bene. Al comma 3 però si dice che i centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo. Ecco qui la lacuna. Mentre viene chiaramente scritto che le strutture svolgono la funzione di centri di accoglienza, non è esplicitato che ne seguono la procedura e quindi i rendiconti. Proponiamo quindi in aula un emendamento che elimini questa ambiguità. La seconda lacuna si trova all'articolo 11 che riguarda le misure straordinarie di accoglienza e prevede che nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto in strutture temporanee individuate dalla prefettura, secondo la procedura di affidamento dei contratti pubblici. È consentito però, nel caso di estrema urgenza, il ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi del decreto legge 451 del 1995. Ecco quindi il secondo vuoto normativo. Non è chiaramente affermato nella norma che le spese sostenute per l'attivazione e la gestione di queste nuove strutture temporanee, individuate nei casi di estrema urgenza, debbano essere rendicontate. Per sanare questo vuoto, evidenziato dai colleghi Ciriani, Zilli e Piccin, in Commissione abbiamo già proposto un nostro emendamento alla legge. Prevediamo che nel regolamento vengano individuati i criteri e le modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi, nonché di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione degli interventi straordinari. Lo presentiamo in aula perché siamo convinti che questo emendamento abbia due vantaggi.
risolve la lacuna presente nella legge e nel contempo non paralizza l'attività degli enti deputati all'accoglienza, come invece farebbe la proposta di Ciriani, secondo la quale gli enti dovrebbero infatti anticipare le spese. Pensiamoci, chi ha fondi disponibili da destinare all'accoglienza? Chi, se non le cooperative che tanto cerchiamo di smascherare? Quello cioè che davvero lucrano sui soldi destinati all'accoglienza, a spese dei cittadini. Prima è stato citato Buzzi, ecco, i nuovi Buzzi e Carminati ringraziano, perché la proposta in esame va rigettata proprio perché finirebbe per favorire proprio loro. All'atere della discussione su questa legge, che, ripeto, secondo noi ha poco a che fare con la situazione del Friuli Venezia Giulia, dove, nonostante gli arrivi via terra, è difficile che si presenti la necessità di insediare in estrema urgenza nuove strutture temporanee a causa di arrivi inaspettati, consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo, la discussione odierna, proposta dai colleghi, mi permette di parlare di un altro tema, che invece riguarda sì la nostra regione. Il consigliere Ciriani in commissione, in sede di dibattito di legge, è riuscito ad accusare il prefetto di Udine di mettere la gente dove capita e la Croce Rossa di ricevere finanziamenti troppo elevati, 35 euro al giorno a fronte di servizi erogati. Ricordiamo che la gestione dell'ex caserma Caverzerani è stata affidata dalla prefettura di Udine alla Croce Rossa italiana il 22 maggio 2015, tramite una procedura di assegnazione diretta, secondo la quale la Croce Rossa italiana riceve 25 euro, non 35, a ospite al giorno, incrementato rispetto ai 18 euro iniziali. Sappiamo tutti che vari aspetti della gestione sono anomali, il primo dei quali è senz'altro la mancanza di un quadramento giuridico della struttura. Si tratta di una forma ibrida tra CAS e CARA, nata sull'onda dell'emergenza per evitare che le persone dormissero per la strada o nei parchi della città. Tutti i dettagliati report delle visite effettuate al centro da parlamentari ed europarlamentari hanno evidenziato criticità. Troppe persone, concludo subito, troppe persone, una copertura sanitaria e psicologica insufficiente e condizioni igieniche non ottimali. Altra cosa sono le detestabili, inaccettabili insinuazioni a carico dei volontari e persone oneste che offrono gratuitamente il loro tempo per rendere un pochino meno traumatico l'arrivo dei migranti nelle nostre città. E questo a vantaggio di tutti. Se il consigliere Ciriani ha conoscenza di fatti gravi a carico della CRI, gli chiedo di recarsi al più presto in procura a denunciarli, a tutela di tutte le persone oneste. Da parte nostra rigettiamo le accuse generalizzate, non circostanziate, che alimentano solamente sterili dibattiti. Proponiamo invece, archiviata questa discussione su una norma concettualmente sbagliata, di richiedere la presenza in sesta commissione del dottor Fabio Di Lenarda, direttore del Comitato Provinciale di Udine della Croce Rossa Italiana, perché presenti la convenzione stipulata tra Prefettura e CRI e chiarisca quali sono i servizi che l'ente gestore è tenuto a fornire a fronte del corrispettivo economico ricevuto. Auspichiamo anche la presenza, ho subito finito, sono 5 minuti, lei ha già 9, del dottor, dopo non parlo più, subito. Del dottor Zappalorto, prefetto di Udine, che ha annunciato che a marzo si sarebbe tenuta una gara d'appalto per l'affidamento in gestione della caserma Caverzerani e che ha recentemente emesso un provvedimento restrittivo per i richiedenti asili ospitati nel comune della provincia di Udine. Su queste azioni vorremmo essere informati al fine di poter svolgere al meglio il lavoro che ci è proprio, quello cioè di monitoraggio e di indirizzo delle politiche sul territorio regionale, in un'ottica di una proficua collaborazione tra le istituzioni che assicuri la miglior convivenza possibile tra i cittadini e i richiedenti asili. Ricordo infatti a tutti le responsabilità politiche evidenziate dalla Procura, che archiviando le accuse a carico dei volontari dell'Associazione Ospiti in Arrivo, che si occupa della prima accoglienza dei richiedenti asilo a Udine, ha recentemente affermato il loro modo sono anche improvvisati e del tutto estemporanei, ma fanno fronte a una temporanea ma significativa incapacità delle istituzioni di far fronte all'emergenza.
Concludo quindi confermando la nostra contrarietà a questa legge, che persegue un modello di risposta alla crisi che definiamo emergenziale, simile a quello applicato in risposta alla situazione di emergenza nei paesi dei Balcani. Ci pare incredibile che il decreto legge 13/2017, cosiddetto decreti Minniti, trovi ancora citata la legge Puglia per fornire in maniera piuttosto maldestra una cornice giuridica agli hotspot forniti dall'Unione Europea. Stephen Jacquemet, delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati del Sud io non è che d'Europa, voglio limitare il dibattito, finisco, sono 5 minuti, lei ne ha fatti 11. Finisco. Non so, allora le regole non vanno. Oggi il modello SPRAR fornisce già elevate garanzie in termini di rendicontazione economica. Pretendiamo una rendicontazione puntuale delle attività, pretendiamo che i nostri comuni entrino a far parte del sistema SPRAR. Grazie.